Questo servizio è offerto da Trattoria Pizzeria L'Olimpo. Cuciniamo solo pesce locale. Alla Maddalena, in via Principe Amedeo, telefono 0789 73 7795. Vince e mette il turbo in chiave salvezza all'Ilva Maddalena, conquistando la seconda vittoria consecutiva contro un Fonni a corto di idee. Gli isolani, che rientravano al Pietro Secci dopo la riduzione della squalifica del campo, hanno gestito la gara senza particolari preoccupazioni. In panchina, al posto dello squalificato Candido Brocca, mister Giampaolo Giorgi con Valerio Pisano supervisore. La prima mezz'ora trascorre tra gli sbadigli, sino al minuto 31, quando una botta su punizione di Checco Comiti e un successivo tiro di Santo Suosso costringono Pili a fare gli straordinari. Comiti ci prova al 35esimo, sempre su calcio piazzato, ma la mira non è quella giusta. Lo stesso Comiti insiste poco dopo, ma conclude centrale. Il primo pericolo per la porta di Filinesi al 36esimo su incursione di Tolu che non produce effetti. Insiste l'Ilva Maddalena, diagonale di Comiti, brividi per il portiere Pili. Il match si fa duro, ne sa qualcosa Mimmo Nutricati, costretto alle cure del massaggiatore Palagiano. Decisamente più movimentata la ripresa, che si apre con un intervento provvidenziale di pugno del portiere Pili in anticipo su Angelo Canu. Il capitano maddalenino si ripropone al 55esimo, ma a 2 passi dal portiere cicca la palla del vantaggio. Giro di cronometro e ancora Angelo Canu si fa anticipare dall'uscita del portiere. Pregevole il gesto tecnico di Solinas al 67esimo, stop di petto e destro, il portiere ci mette una pezza. L'attaccante dell'Ilva Maddalena si mette le mani nei capelli. Alex Solinas in profondità per la corrente Angelo Canu, tocco preciso 1-0. Ilva Maddalena in vantaggio. Il Fonni ha una timida reazione d'orgoglio. Filinesi sciorina il meglio del suo repertorio, intervenendo a più riprese nel giro di 5 minuti. Ottima la reazione dell'estremo difensore isolano. Ilva Maddalena pericolosa all'80esimo con una punizione da distanza siderale di Comiti di poco alta. La stanchezza si fa sentire nelle fila del Fonni e l'intervento duro di Manca su Catuogno tiene alto il livello di guardia. Poi il triplice fischio arbitrale. I maddalenini esultano e assaggiano il panettone. Il Fonni mastica amaro e confida nel nuovo anno. The Professional, i professionisti dell'abbigliamento da lavoro. Pietro Corrias è il mister del Fonni. Mister, la vedo piuttosto arrabbiata, soprattutto con i suoi giocatori. Beh, non è la prima volta, anche in considerazione del fatto che spesso in situazioni come questa, provenienti magari da 2 vittorie consecutive, poi quando dovremmo trovare costanza e continuità di risultati, invece le nostre prestazioni lasciano a desiderare. Oggi addirittura la nostra prestazione è stata sconcertante sul piano offensivo, mentre invece l'Ilva Maddalena, pur denotando anche loro dei problemi, però erano più motivati, più carichi, volevano più vincere, mentre noi trovi palloni persi a centrocampo, un inutile portar palla che purtroppo crea delle difficoltà al nostro gioco d'attacco, e per cui abbiamo giocato troppo spesso in chiave difensiva e poco nulla in chiave offensiva. Quindi poche occasioni da gol e il risultato è giusto. Occasioni da gol nessuna, mentre invece la Maddalena con qualche calcio di punizione, con l'azione del gol e con qualche altra azione ha giustificato il risultato, che mi sembra giustissimo. D'altronde un po' perché siamo anche una squadra meno esperta rispetto al Maddalena, che sicuramente forse è più abituato a giocare a certi livelli, ma non abbiamo fatto valere neanche quella che potrebbe essere l'arma della gioventù, del dinamismo. Anche in quello talvolta Checco Comiti mi è sembrato superiore a qualche nostro ragazzo. Isolana Edilizia, la tua ditta di fiducia.
Giampaolo Giorgi, allenatore in seconda dell'Ilva Maddalena. Candido Brocca ha visto la partita da lontano in tribuna, tu hai seguito dalla panchina, che squadra hai visto? È stata una partita difficile perché loro sapevamo che era una bella squadra e soprattutto fuori casa si esprimono molto molto bene. Sapevamo questo, eravamo preparati, i ragazzi sono stati bravi con pazienza a tenere, trovare quel golletto che ci ha permesso di vincere la partita. Penso che non abbiamo rubato niente perché alla fine abbiamo avuto diverse occasioni e abbiamo concesso poco e niente, però c'era sempre quella psicosi posta basata di quel gol a tempo scaduto e quindi all'ultimo eravamo un attimino, però ho visto una bella squadra, insomma abbiamo lottato fino alla fine, ecco questo è l'importante, che i ragazzi siano uniti e poi devono arrivare i punti che danno morale. 6 punti in 2 partite sono un bel bottino, una bella speranza. Certo, speriamo di continuare così, adesso ci godiamo queste vacanze natalizie e poi si rinizia. Abbiamo una partita difficile a Bosa, al rientro il 6 gennaio, un'altra diretta concorrente, sarà dura perché 2 trasferte poi, Bosa e poi andiamo con la Nuorese fuori casa e vabbè. Il rifugio dei peccatori, cucina casereccia, griglieria, vineria, bruschetteria, stuzzicheria, alla Maddalena. Info e prenotazioni 347 366 4638 oppure 366 3146 855. Allora, Angelo Canu, centrocampista dell'Ilva Maddalena, qua ci sono gli schemi e la tattica dell'Ilva. Quindi dico, oggi è andata bene. Oggi è andata molto bene, dai, siamo contentissimi perché era importante, era troppo importante. Queste 2 vittorie ci rilanciano, adesso un po' di una boccata d'ossigeno fondamentale, possiamo affrontare il nuovo anno, l'ultima fuori casa e poi il giorno di ritorno con fiducia, perché la squadra c'è e possiamo salvarci. Senti Angelo, per quanto riguarda il tuo gol, ricordi nella dinamica cosa è successo? Sì, noi è stata una gran palla di Solinas, Alessandro, che ha fatto una palla filtrante bellissima, io sono entrato e niente, ho tirato, è andata bene, dai, alla fine è meglio così. In precedenza c'era stata qualche occasione fallita da parte tua? Guarda, sì, è stato un po' brocchetto diciamo in qualche occasione, poi invece il portiere loro è stato molto bravo perché ha parato quasi il mondo su Solinas, su Giuseppe, su Checco, cioè è stato veramente fondamentale per loro, il gol poteva nascere molto prima, dai, anche nel primo tempo. Senti, la fascia di capitano porta bene? Porta bene, però il capitano è Luca Acciaro e Checco Kumiti perché sono loro, precedenza che ha giocato livelli alti come Checco e Luca che ha la continuità di Luca che è una vita ormai che gioca qui con l'Ilva. Grazie. L'Ilva Maddalena è una squadra composta soprattutto da maddalenini, ma c'è anche qualcuno tipo Mimmo Nutricati che proviene da Lecce. Sì, da Corsano precisamente, Santa Maria di Leuca vicino. Senti Mimmo, tu sei un difensore di quelli arcigni. Così dico, no? È una squadra che comunque in questo periodo sta andando molto bene, come vedi l'Ilva Maddalena? Sì, siamo migliorati sia fisicamente che tatticamente, con l'innesto anche di altri giocatori come Santuosso, ma il solito è Checco Kumiti che porta avanti la squadra pure per mano. Nonostante la sua età, perché lui è di fronte a te, ti sta prendendo in giro bonariamente. Non è l'unico, sono abbastanza tutti, diciamo, però siamo una squadra affiatata e diciamo, ci divertiamo così. Adesso stiamo andando diciamo bene, dai. Trascorrerete delle buone vacanze di Natale sicuramente con questa vittoria, con questi 6 punti in 2 partite. Almeno le vacanze le passiamo tranquille, quindi ce le godiamo fino alla prossima partita. Speriamo che l'anno prossimo, cioè il nuovo anno che sta entrando, ci porta più che bene. Bene, grazie, è tutto per la MaddalenaTV.it. Lorenzo Impagliazzo, riprese Simone Soggio.